gente comincia a ritornare ed è, diciamo, invogliata a visitare una città un po' insolita, perché appunto senza turismo è una città unica e quindi particolare, insomma. Il weekend soprattutto vengono gente della stessa regione, comunque dalle zone limitrofe, quindi qua può essere il padovano, il veronese, il trevisano. Per il momento è tutto molto tranquillo, però non bisogna arrendersi e pensare positivo. Bisogna essere fiduciosi. Come vede lei la situazione? Penso che sarà ben lenta il riavviamento al lavoro. Bisogna avere pazienza, non mollare. Tutti quelli che hanno le botteghe cercano di farle andare in qualche modo. Chi aveva attività fondate fondamentalmente sul turismo cerca di tornare un po' in qua per cercare di attirare anche qualche veneziano, qualche italiano, perché dopo magari i turisti stranieri hanno altre esigenze rispetto agli italiani, però insomma speriamo bene. Noi abbiamo riaperto come appunto il governo ci ha dato possibilità il giorno 18, sperando ovviamente di poter incentivare anche gli acquisti facendo comunque un po' di sconto. E noi siamo anche un negozio che lavoriamo molto con la clientela locale, quindi insomma abbiamo cercato subito di incentivare gli acquisti facendo dello sconto del 20% su tutta la merce, anche del 30% delle volte. Sono quasi 100 anni che siamo qui e noi lottiamo per riuscire a continuare a dare questo servizio appunto a tutti i nostri clienti e ai cittadini appunto di Venezia. Come mai oggi qui a Venezia? Da Verona siamo venuti qui a Venezia per approfittare di questo momento, sperando che sia anche l'unico nel futuro, di una Venezia così senza grande turismo di massa, e quindi per apprezzare molto di più la bellezza della città. Sono vicentina, sono qui perché approfittando del periodo, purtroppo per noi bellissimo, abbiamo pensato di venire proprio qui. In altri giorni, in altre giornate, in altre stagioni è improponibile. Che impressione le ha dato la città? La città è pulitissima, la prima cosa che ho osservato quando sono scesa dalla macchina è pulitissima.